Assessore Prattaviera, qual è la situazione degli incidenti il sabato sera in provincia di Venezia? Ma la situazione purtroppo è immutata, nonostante si siano intensificati i controlli, purtroppo gli atteggiamenti devianti da parte dei ragazzi continuano a mietere, ahimè, vittime. Ci sono due aspetti su questa cosa: la prima è la sopravvalutazione delle proprie capacità alla guida, il secondo è anche una maggiore affidabilità del mezzo, delle auto, che sono sempre più performanti, sempre più sicure, ma inducono a sopravvalutare la propria sicurezza. E poi soprattutto c'è il grande aspetto che riguarda soprattutto i giovani, riguardo alla propria condotta, che mira sempre a sopravvalutare le proprie condizioni fisiche. Quindi è bello fare festa, è bello divertirsi, però soprattutto sabato sera bisogna ricordarsi che a casa c'è qualcuno che ci aspetta, e soprattutto in questo senso dobbiamo sempre comportarci. Un'ulteriore considerazione da fare è che la provincia di Venezia è molto impegnata in questa fase in un grande sforzo economico per la manutenzione delle proprie strade, che è una condizione essenziale per poter fornire molti standard di sicurezza aggiuntivi. Purtroppo però si possono fare tutti gli investimenti e studiare le migliori politiche per la sicurezza stradale, ma senza l'educazione dei nostri ragazzi non andiamo da nessuna parte. E su questo la provincia di Venezia sta investendo moltissimo, sia in risorse che in tempo, anche personale. Quali sono le strade più a rischio? Durante il sabato sera le strade più a rischio sono ovviamente quelle che portano al mare, però c'è un fattore psicologico che stiamo riscontrando, è sempre più presente negli incidenti. Si sta molto più attenti quando si è lontani da casa e molto meno attenti quando si è vicino, per cui un consiglio è quello assolutamente di non considerarsi immuni da pericoli fino a che non si è parcheggiata l'auto, ma soprattutto la cosa essenziale è ragionare sempre con la testa e mai con il piede.